ammazzate! Si sono tozzati! Ti faccio pavetare qua! Bella allacciata! Fra, ma perché contromano? E guardi, non l'hai visto? È impannato a faccia e guardia! Che figata! Via! Ah, mi casano queste cose! Sì, mi caso! Oh, l'ho visto nel palo! Che bello questi raduni! Mi caso troppo! Ah! Ma l'importante è che questo sta andando! Oh, era? Sì! Quanto mi sei mancata pure? Quanto mi mancava prendere l'R1 ragazzi? Stasera infatti mi porto in un night ride. Ah. Riscaldiamo un po' le gomme, siamo appena scesi. Avremo un bel po' di strada da fare, anche perché caro, sì, ci sono anche io qui. Buongiorno. Non abbiamo una meta chiara, quindi diciamo che stiamo ancora decidendo dove andare. Adesso il primo appuntamento con i ragazzi è a Bacoli. R1 vuole camminare, si sente che vuole dare del gas. Se carica, E se la strada avanti è vuota, falla tutta su una ruota. Mi fa male raga la spalla. Portare la moto con sto caricamento rottone non è conveniente. Quando fai la staccata che freni, i trasferimenti di peso sono differenti rispetto alle altre moto che stavo guidando. Poi oggi ho fatto anche il cazzone che ho registrato il video, quello lì che avete visto, di dove Francesca cade dalla wheel machine, dove ci mettiamo ad impennare. Oh, i nostri amici! Ehi amici! Carini e coccolosi ragazzi, carini e coccolosi. Era un solo amico, quindi non ci potevano fare, non si potevano fermare a salutarci. Guarda quello quanto sfriccia. Che c***o fai? Un po' di mezzi interessanti si aggiungono stasera. Oh, ma la senti l'R1 come si difende? Dio, avvocato. Ma sta sparando! Si sei risultato fosse un anno e mezzo. Un anno e mezzo quando sono trovato qualche spazio. Però ti piace? Spettacolare. Vedi? Dal T-Max sei passata a un'opera d'arte? Ringraziamo a Cristo. Qui la strada è molto liscia, ragazzi, fate attenzione quando è umida. Uscite voi tanto con il corpo e lasciate la moto dritta. Buona, dritta in curva, non dritta su una ruota. Che capisci tu? È scostumata, ragazzi, scusatemela, è scostumata. Ah, qui hanno tolto tutti quei dossi che secondo me non erano per nulla omologati. Che bello, quando ci salutano, che grandi. E sto bene, che accelera a fa? Ancora non ce l'ho lo scarico. Che bello amici biker. Che bello raga, mamma mia. Criminale, madonna mia raga.
Che goduria, peccato per queste strade che fanno pena, piene di buche. Papà, papam, voragini. Spero che Ale salga piano. No, Ale, guarda! E guardi, non l'hai visto! È impannato faccia e guardi! Ma non è vero proprio! Later that night. Stasera ragazzi siamo al solito raduno e questa è la situazione. Oggi con noi è venuto anche questo piccolo scugnizio che frequenta l'Academy, 12 anni alla voce. E adesso vi farò vedere un po' come se la pinna. E oggi abbiamo anche qui una talaria divertente. Perché? Perché guardate il pacco batteria. E lui, il piccolo genio pazzo, ha comprato la talaria e secondo me la poteva mai lasciare originale già? L'ho comprata apposta per modificarla. Pazzo! E io l'ho comprata apposta per modificarla. Giustamente. Io sono carico come non mai. Oggi sì, c'ho l'RS scarenata, raga, perché mi sono stancato dell'MSX. Nel senso, l'MSX sto provando a fare nuovi trick, nuove cose. Però adesso per impennare da fermo, piano, mi sto divertendo un po' con i 600 in modo tale da avere poi uno step successivo. Buonasera. Ma devi metterla prima dentro! Mettetela prima dentro! Ah, c'ha il cavalletto! Che dite raga, compriamo 2 vestiti così io e Ale con le nostre MSX e giriamo per Napoli, tipo un mood americano. Ah, dove sei portati i guanti? Te li prendevi dal campo! Pure il casco ti devi portare all'integrale, dovevi portare. Wow, pure Ale se l'è portato dal campo! Quello di Alessandro, è XS! Prendi il casco di Alessandro, perché devi mettere l'integrale, è importante. Ma c'hai tutte le protezioni, devi pure parlare la schiena. Ma è bello, ti ha messo la felpa della Revenna, voleva pure lui la felpa. Mi ha detto Vale, sono emozionato, non sono mai andato ad un raduno. Ho detto non ti preoccupare, guarda che ci divertiremo. E ci sono tutti quanti che ci guardano, mi sento io in soggezione, figurati lui. È bellino. Giovanni, a che stai pensando? I debiti finiscono prima o poi. 125 da 660. Adesso 60. Oh, ma da posto sta roba? No, sento molleggiata. Ma la 660? Dove te la posso alzare? Si alza comunque. Si alza lo stesso. Criminale. Senza targa là, mannaggia botta, mannaggia. No, raga, slitta tantissimo la ruota. Ah, mi sto casando. E ti casco. Ora ci mettiamo noi in fila là, la prima fila di macchine parte e poi partiamo noi dietro in penna. Sta bene amore? È la 660, l'RS. È bravissimo lui col 50. Grande. Later. Ma che scarico io ma vaffanculo. Guarda il shit. Oh, Greta Thunberg ringrazia. Oh, gli ho dato lo schiaffetto, si è eccitata e si è rialzata, avete visto? Mi troverò in una nube di fumo nero. Lo sapevo. Porca. Oh my god. Cioè, ma ti fare normale, mannaggia puta, mannaggia. Cioè, io mo se avessi impennato questo mi prendeva in pieno. Cioè, ma che sta gente del sapone cacà? Ma c'è sta una corsia, t'andata e ritorno, ma rispettala, porco giù. Cialtro. Dove
per questo le cose tranquille non si possono organizzare, oh, perché le persone non rispettano le regole più semplici, cioè, perché devi invadere la corsia per superare tutti? A few moments later. 3, 2, 1, via! Ah, mi casano queste cose! Sì, mi caso! Sapere, allora. Mora 07, ti do la 1060. Però no come l'MSX, sì, perché ti faccio spaventare qua. Bella lanciata. Sì, ragazzi, mi lanciano sempre me. Qui paghi i danni, ti avviso. No, non fa niente, qui però paghi i danni. Non impegno, parla troppo. No, grazie. Bombastic side eye. Ragazzi, inizia il videogioco. Ha detto non grattarmela troppo. No. Quanto mi diverto con la 07. Sei gelosa? Com'è? Ho detto, no vabbè, però se vai di gas si alza agli alti. Per alzarla ai bassi la devi sfrizionare tanto. Che paura, eh? No, ci sta. Vai. Buonasera. Ale, ma tu sai impennare, ma No. non sai fare il cubo di Rubik? Sì. Guarda, io te lo sto facendo molto velocemente, ma potrei fartelo, Guarda, già adesso, se questo io lo giro da farmelo trovare qua, me li sono trovati tutti e due qua, già ho trovato gli altri due. Vabbè, comunque ti posso dire una cosa, Alessà, mi hai rotto il c***o. Non sono tipo telegetta, mi piace fare le impennate, sono stupido, non vedi? Che cosa vedi? 300? 400? Voglio provare. Se vuoi provare la 660, vai, prova. Basta che non ne impenni però. Si alza questa. Hai visto? Ma lo so fare, però non riesco a cambiare marcia e l'alzo di gas. Di gas? No, io l'ho alzata di frizione piano, non so se hai visto. L'ho alzato piano, cioè a me mi spaventa alzarle forte. Oh. Si alza pure bene, dai, di gas. Guarda che cane è pure, ci mangia fare un giro. Amo, fatti G. Sì, amo, ma che se non è la 07, amo, ti scalcia proprio questa quando l'alzi. Ti scalcia perché lavora agli alti. Bro, lo può dire. Alzi le gas, i gas sai di prima V, perché è corto, è bicilindrica, è come a 07. Vai piano, voglio bene. C'è Alessio appena, gli dici veloce. Sei uno ho detto alzala piano subito invece. E si scema, mo se te lanci, visto come dai alzato. Oh, un chilo. Perché così non si rompono le carene. Dai, mi vedi, io se sapevo che dovevo venire qua, prendevo la mia moto. Ma infatti io pensavo venivi con mezzo tu. Io pensavo venivi con mezzo tu. Un'altra volta! Ah, io chi sono che scemi, ma che vanno contro me. Perché che te costa te fa accelerata a cascio? Fai schifo. No, capita, può capitare. No, neanche prova a giocare. Vabbè, era giusto per scherzare, per goliardia. Bello, no! Oh, l'ho visto nel palo. Bussa tu perché io non ho clacson. 3, 2, 1. No, quali falli? Questi sono pazzi! No. Ma
questo contromano, fra, ma perché contromano? Gente è proprio stupida. Che figata! Non c'ho le pedane! Non saprei dove farti mettere qui. Guarda che stai, c'è il campanello con te. Aspetta, andiamo di là, poso di là. Ma che è successo qua? Ti stanno picchiando? Si sono tozzati! Ammazzati! No, semplicemente si sono tozzati, ragazzi. No, non mi dà sicurezza, perché tu come già lo poggi ha già pochissimo gioco, capito? Non riesci proprio. Ma stai registrando? Sì, sempre registri. Mi puoi riaccompagnare là, mi scocci cambiare a piedi? Ma la senti? No, ma guarda che la moto sta bene, pure sospensioni, non sta male. Gira anche bene. Sparo con la Supra. Piccolo sparo con la Supra. Sciutta. Ecco di cosa ho paura, per questo vado piano qua. Eccolo, un altro. Oh, che capata, ma perché fa così quella ruota? Ma una sola ruota sgommava, perché gli sgommava una sola ruota? Ma è bello Giovanni. Vuoi fare uno sparo con la Supra? Facciamo uno sparo! Però bussa tu! A me spinta però. Vabbè lo so, è normale, è goliardica la cosa, lo sappiamo! Adesso fammi un'accelerata tu, dai! Se ne va, Bellissima! Che mostro! Che bello questi raduni! Mica sono troppo! Ah! Sono venuto solo perché c'eri tu. Ho visto la storia. Grande! Uscirai anche nel video adesso! Ma all'immano va. Ma perché stava qualche giornata? Vabbè, vi divertite con questo? La scuola come va? Bene, no, quello è uno scugnizzo della scuola, c'ha 12 anni. Facci una lampellata, già! Ma se lo vedi con l'SH, quello che combina. No, sta venendo qualcosa di bello veramente. Ma è un posto dove da appassionati ci possiamo divertire tutti quanti, quelle. Poi infatti quando c'è tanta gente un po'. Ma qua perché c'è un po' di casino, cioè non rispettano le regole basi intelligenti, cioè prima con la macchina tutti e loro hanno tagliato a cassa e vengono contro mano. Sì. Non rarette, si sfondano, non sa sentire. Tu c'hai 30 anni, lui ne ha 12. Buona serata. Bellissimo. Mi dice oil sensor. Mi dice che l'olio non sta arrivando al motore. No! Sto facendo le pinne. Tutto bene. Sono in incognita stasera. Stasera Sì, sono con l'RS. ospite speciale. Se ti trifita il collo di qui. Beh, io a piedi, io con la moto. E vai, metto qua, dai, rischiamocela, dai. Io posso andare in burnout anch'io. Che figata! Bellissimo, mi spaccato! Basta adesso, mi riposo anch'io. Il nipotino mio è un tuo. Grande! Devo fare una fotografia. Certamente, vieni qua, facciamoci la foto.
Grande, vai, grazie mille, hai spaccato. Ma che figata, oh! Mi sono gasato tantissimo. Basta, va bene così. Vediamo domani cosa ne uscirà fuori, tipo. Vado a divertire un po' anche io, raga. Raga, oggi all'Academy ho appena finito di fare varie lezioni, varie cose che c'avevamo un paio di ragazzi. Adesso entro anche io nell'area stunt. Loro qui si divertono a fare l'aperitivo. Manuele fa il parcheggiatore. Scusami, quanto costa il parcheggio qui? No, è gratis. Ah, è gratis? La moto è gratis. Ah, bene, ma pure con la macchina vedo. Sì, è gratis, però devi essere a meno bionda, se no non ti faccio entrare. Ah, se non sei bionda non la fai entrare. Bene, interessante. Ormai raga l'RS è la mia moto per fare le pinne. Ho venduto l'MSX. Vai piano però, amo, ti voglio bene, ti prego. Ah, ma ho tolto il cavalletto e trasu da prima. Come fai a fare gli stoppi? Quello frena qua! Ma non freno, guardi, c'è! Ha già frenato la coppa in mano! Ci riesco! Vuoi fare le pinne tu? Mi dispiace, ci hanno distrutto la Willy, raga! Con questa sto trovando più difficoltà, capì? È diverse! Ma come stai riprendendo? Sì! Social. Sì, ti mostrerò anche sui social. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Posso farmi un gioco a settennare? Con questa no, perché non è la mia, di Salvatore. Sull'RS sì. E la già fa pro. E qua visto un po'. E la mamma è mia capate, ma c'è riuscì. E l'ha fatta! Però non ha forza! Va, gira! Ma già riposato, mi fa male alla spalla! Fa una passaggio a Mario Scopo! No, non ci riesci, mettimi contro. Tu calcola che la mattina è tutta full, senza TCS, senza nessun controllo, capi? Tu se vuoi farti una sparata, ce l'hai la stessa potenza Dynamic, però c'è il TCS, quindi non sai, c'è il TCS anti-impennati, Sparalo, po'! Cioè sai zemenia, però si alza lo stesso, però non si alza come si dovrebbe alzare. Si deve fare la benzina. Ah, c'ho la benzina stesso qui. Fra chiunque viene ci fa i complimenti e rimane contento di tutto, sono troppo contento. Abbassa! Ricarica! Oppala. Grazie amore. No, amo, credi? No. Io metto perché la tua fa, fai piano piano. Ce la fai? No. Apre tardi, hai visto che fa? Non so proprio. Non ha proprio spinta. Sì, ma affoga, Ci sta riuscendo! Con il portatore che porti lo strappare. Oh, era! Madonna mia, voglio che faticata! Che faticata, è tosta alzarla ferma! Sì! Fra, è rotato. Se non me lo dicevi tu non mi metti. No, però sai qual è il fatto, amo? Con lo scarico originale sai come size è bello. Ma tu con questo vai peggio. È peggio, no! È troppo! Fratelli! È pure così, fra! No, sicuramente è più difficile.
però se mi chiama male. Sì! Secondo me con lo scarico normale già. Con lo scarico originale già lo facevo, sì, sì! È tutto grazie all'MSX. Ah, ma sei tu! Perché? È proprio cattivo. No, Ale! Fratelli, un po' di classi in meno. Guarda che mi fa lì. Sì! Ma così si alza. Ma che lecca è scattante, è scattante. Prendilo controllare. No, ma la guarda da fuori, non si rende conto. Conto che sono delle coppie totalmente diverse dalle moto normali. Tu sembra proprio. Quando ce l'ho io sembra tranquilla. Ma perché io la sfriziono piano piano e poi la chiudo. Cioè, capito? Io sto, hai visto, io sto a 1000, 1200, 2000 giri. Ma io ho messo un carro. Madonna mia, che adrenalina, raga, sono troppo contento, veramente. Voglio, chi se lo sognava questo controllo con la 09? L'erogazione del gas è completamente sballata. Che bello! Grazie! Ma quanto ne sta sbagliando questa Zero, mu, non ci ho mai provato. Chi da campino? Così veramente non ci ho mai provato. Is se mi sento riccio. Oh, non sto scherzando. Vai che ce la fai, vai che è un blocco mentale, vai che è un blocco mentale.